Termine di Ravenna Vittorio Veneto di Coppa, siamo con mister Bortoluzzi che è un'analisi sulla partita. Mister, partiamo dal fatto che tolta Sovilla il baricentro del Vittorio Veneto si è arretrato moltissimo e da lì è partita la rimonta del Ravenna. Io direi che finché hanno retto le gambe di alcune la partita l'abbiamo fatta bene, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo fatto gol, abbiamo fatto anche qualche situazione che poteva portare alla conclusione più di loro. Dopodiché qualche cambio ho dovuto farlo, non avevo alternative in panchina perché ne avevamo 3 non utilizzabili, quindi erano in panchina ma erano solo per stare insieme con le altre e lì sicuramente abbiamo perso il controllo del gioco. I cambi loro hanno portato più freschezza e vivacità e noi abbiamo fatto, è vero che abbiamo arretrato baricentro, è vero che abbiamo tenuto meno palla, ma è anche vero che abbiamo concesso i primi 2 gol in maniera ingenua, con colpa nostra, perché abbiamo regalato due volte la possibilità di tornare in gioco a Ravenna. Dopodiché loro nel finale avevano sicuramente molto più forza e molto più sprint di noi. Ecco, per quanto riguarda la Coppa sicuramente gli episodi, le situazioni di gioco incidono sulla partita e proprio si è visto tutto oggi. Sì, ripeto, secondo me abbiamo fatto molta fatica e abbiamo costruito molto bene le nostre occasioni che ci hanno portato al vantaggio, al doppio vantaggio, e dopodiché abbiamo commesso degli errori banali e che loro hanno sfruttato al meglio, quindi dobbiamo fare mea culpa noi tutti, me compreso, e ovviamente. Però bisogna anche dire che la risposta di alcune giocatrici che magari giocano meno o comunque di alcune che stanno cercando la condizione migliore è stata buona fino per almeno un'ora di partita, quindi dobbiamo tenerci anche quello che di buono che abbiamo visto, quindi lavoriamo ancora per la ripresa del campionato. Ovviamente dalla tribuna si vedono tante cose, si vedono, come dicevi, queste sostituzioni, magari non si sanno anche magari le dinamiche, quindi si possono interpretare diversamente le partite. Tu cosa ne pensi? I cambi li ho fatti perché alcune ragazze non ne avevano più, altrimenti sono il più contento di tutti se tutte stanno bene posso gestire le sostituzioni in maniera diversa, però quando finisce la benzina è giusto. Purtroppo, ripeto, non è che sia stato chi è entrato che ha dato meno, però è stato un calo un pochino generale di tutta la squadra. Poi ci sono stati degli errori abbastanza grossolani che possiamo e dobbiamo sicuramente evitare e dovremmo lavorare un pochino, anzi dovremmo lavorare molto per cercare di non ripeterli. Domenica torna il campionato, c'è una trasferta a Roma impegnativa sicuramente, c'è da recuperare più di una. Ma sì, è impegnativa la partita come tutte fino adesso, vedo che il livello è abbastanza equilibrato, quindi tutte le partite fino adesso non si è visto una squadra dominare sulle altre, una partita indirizzarsi sempre nella stessa direzione, quindi c'è un grosso equilibrio, quindi adesso cerchiamo di recuperare bene le energie. Questa settimana recupereremo anche 2 o 3 ragazze che oggi non hanno potuto essere della partita, e quindi andremo a fare la nostra partita. Sarà dura per noi, ma credo che sarà dura anche per le altre. Siamo con Grace Domi al termine di Ravenna Vittorio Veneto di Coppa, un'analisi della partita. Grace, intanto, e soprattutto la tua prestazione che è stata veramente ottima oggi. La partita è iniziata bene perché comunque la squadra c'era. Purtroppo ci siamo persi un attimo all'ultimo, infatti abbiamo preso gol. Nel secondo tempo siamo ripartite bene e poi ogni imbucata è stato un gol, quindi siamo ricalate. Loro hanno avuto la forza di reagire, quindi
se la meritavano, ho detto sinceramente, per quanto mi riguarda. E la mia prestazione, che dire, sono contenta, ho cercato di dare il massimo e quindi niente. E lo si è visto in campo, giustamente. Come ti stai trovando dopo questi diversi mesi iniziali al Vittorio Veneto? Com'è il tuo ambientamento? Siamo un bel gruppo, è un gruppo unito, mi trovo benissimo con le ragazze, con l'allenatore anche, perché per me è un grandissimo allenatore. Quindi bene, molto bene, sono contenta. Domenica si va a Roma, c'è una trasferta importante contro la Lazio, diciamo torni tra virgolette tra le tue zone. Sì, non sarà semplice perché comunque la Lazio è una bella squadra, hanno fatto dei bei acquisti e quindi non sarà semplice. Ora lasciamo perdere la Coppa, ormai è andata, e puntiamo tutto sul campionato, sicuramente non molliamo. Ora siamo con Gaia Sovilla, una prestazione ottima lì davanti, poi cosa è successo? Hai finito le pile? Sì, diciamo che la prestazione non è ancora al top, essendo che io non ho giocato tantissimo quest'anno, quindi questa partita di sicuro mi è servita per mettere dentro qualcosa in più e poi a un certo punto non ce n'era più però. Sicuramente ha impressionato anche il mister perché diciamo potresti essere la sostituta ideale di Adriana De Martin magari? Lo spero, dato che sono arrivata a Vittoria, l'ho vista giocare la prima volta, ho detto voglio diventare come la Adri, speriamo di esserci quasi. L'arbitro ti ha annullato un gol, sembra dalle immagini che fosse effettivamente fuori gioco, ne avremo la conferma magari riguardandole nuovamente, ti ha tolto un po' la gioia lì. Sì, anche perché io, vivendolo, ovviamente ero convinta non fosse fuori gioco, quindi ci sono rimasta un po' così, però l'importante è che poi ci siamo riprese subito, abbiamo preso il rigore e abbiamo fatto un altro gol, quindi si è visto comunque la grinta della squadra. E poi la nota dolente quando purtroppo, come dicevi, hai finito la benzina e lì il Vittorio Veneto ha cominciato ad arretrare e poi ha perso la partita purtroppo. Sì, purtroppo nel secondo tempo siamo calate molto e evidentemente non ne avevamo più, non riuscivamo più ad uscire dalla nostra area, le avversarie sono state brave a sfruttare tutte le occasioni che hanno avuto e è andata così.